Sul fronte dell'epidemia di coronavirus per la Sardegna oggi è stata una giornata drammatica. Nelle ultime 24 ore sono registrati 7 nuovi decessi che portano il totale a 93. In linea invece con l'andamento degli ultimi giorni i dati sui nuovi contagi. Oggi sono stati registrati 8 casi, tutti nella città metropolitana di Cagliari, che portano il numero complessivo a 1236. In crescita anche il totale dei guariti, attualmente 306, con un incremento giornaliero di 18 unità. Intanto la Regione guarda la fase 2 e si appresta ad avviare entro la settimana un'indagine epidemiologica al fine di avere una fotografia reale della diffusione del contagio in Sardegna. Ad annunciare l'iniziativa lo stesso presidente Cristian Solinas. Non si tratterà di effettuare a tappeto tamponi a tutti i sardi, ma di un'indagine che sulla base di criteri scientifici riesca a dare indicazioni sulla diffusione del virus nell'isola al di là dei casi ufficiali registrati. Questo in vista dell'auspicata riapertura delle attività produttive ancora bloccate dalle misure adottate dal Governo nazionale e dalla Giunta regionale. Provvedimenti che hanno avuto l'effetto sperato, visto che la Sardegna, in base alle proiezioni fatte dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, dovrebbe arrivare ad azzerare i nuovi contagi entro il 29 aprile. Al di là del dato drammatico di oggi sui decessi, i macronumeri indicano che la curva dei contagi si sta abbassando, mentre cresce in maniera forte e decisa quella dei guariti. La strada intrapresa sembra quella giusta e la Regione, anche dal punto di vista sanitario, si sta attrezzando per la fase 2, quella in cui spegnere sul nascere eventuali nuovi focolai. In questa direzione va l'attivazione delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale. Si tratta di squadre di medici e infermieri che dovrebbero garantire interventi rapidi e mirati a domicilio e avranno il compito di bloccare la diffusione del contagio senza dover ricorrere ai ricoveri. L'ATS ha pubblicato il bando e sono già arrivate 150 domande. Le unità saranno attive 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 20, in tutte le ASL sarde, ognuna delle quali ne avrà in servizio 4.